della Lega Sezione Ovieri Diretti. Ringrazio comunemente il loro Presidente, ma ringrazio Ivan Garzagnolo che continua a darmi il sostegno per organizzare questa manifestazione. Naturalmente oggi corre il 93esimo anniversario della vittoria, così lo voglio chiamare, e credo sia stata una giornata importante dove 93 anni fa, grazie a questa vittoria, finì il predominio straniero e continuò quello che fu iniziato nel 1861, cioè quei valori, quei messaggi che ci hanno portato a una Italia unita. Quest'anno stiamo celebrando il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che sono stati 150 anni dove abbiamo unito culture, religioni, usi e costumi diversi dell'Italia. Oggi siamo orgogliosi di avere un'Italia unita e voglio mandare un messaggio a questo. Così come si sacrificarono quei 650-700 mila, perché questi sono i numeri di uomini che si sacrificarono in quella guerra, chiedo a tutti, ognuno nel proprio ruolo, di svolgere la propria attività, così come facciamo e diciamo e crediamo tutti i giorni, con legalità, con trasparenza, con lealtà, con rispetto, perché grazie a questo continueremo ad esaltare questi valori, a dare quei messaggi ai giovani, perché oggi c'è un momento di degenerazione collettiva, dove diventa facile colpire il politico di turno, dove diventa facile parlare male delle forze dell'ordine. Invece dobbiamo fare in modo che i nostri giovani esaltino queste caratteristiche, questi valori importanti, perché la degenerazione può portare solo male. Se ad oggi c'è una ricchezza, c'è uno stimolo, tutti i popoli per andare verso la pace, è anche vero che c'è uno stimolo trasversale e di terrorismo organizzato, strategico, e quindi su questo che dobbiamo diffondere e trasmettere ai nostri giovani che questa democrazia che noi stiamo vivendo è stata conquistata dai nostri concittadini, dai nostri italiani, e quindi questo appello è importante, ognuno nei propri ruoli, di trasmettere queste sensazioni, di trasmettere questa lealtà, questo rispetto nei confronti degli altri, ma fatto veramente con onore, fatto veramente quotidianamente, perché questo ci esalterà. La democrazia è una rinascita della nostra Ventina, della nostra Sicilia e della nostra Italia. Io questo mi sono sentito dire anche se era fuori programma, ma mi sento orgoglioso di averlo detto. Quindi viva le forze armate e viva l'Italia. Grazie. Dimenticato naturalmente la posizione municipale.